L'albero solido sulle rive del fiume e la casa costruita sulla roccia. È su queste immagini bibliche che il parroco Don Andrea ha incentrato la sua omelia, ricordando di Sergio Campana una qualità su tutte. La larghezza. Larghezza di vedute. Vedere oltre, guardare lontano, ampliare a dismisura il gioco di squadra. Allargare il cuore e la mente perché diventino casa. Campana ha dedicato la sua attività professionale a tutelare certo i calciatori del massimo campionato, ma soprattutto quelli con meno possibilità, dalla Serie B ai dilettanti. A succedergli, alla guida dell'Associazione Italiana Calciatori, è stato l'ex campione veronese Damiano Tommasi. È stato un passaggio storico per l'associazione, ma diciamo che la sua presenza costante da presidente onorario, da comunque presenza fissa anche a Vicenza, è stata per noi anche la garanzia di un traghettamento che poi ci ha aiutato molto a portare avanti la sua e la loro storia, visto che è nata come una squadra, è stata sempre portata avanti con questo spirito. A dargli l'ultimo saluto la moglie, i parenti assieme alle autorità civili di Bassano, sindaco in testa, e molti volti noti del calcio nazionale. A fargli da corona c'erano gli stendardi di Federazione Gioco Calcio, Lega Calcio Serie A, Panathlon Bassano, Lanerossi Vicenza e Bologna Football Club. Una persona straordinaria, io lo ricordo con grandissimo affetto, l'ho conosciuto ancora all'inizio degli anni 90, io giocavo a calcio, lui era molto attirato da questa mia doppia veste di avvocato e calciatore, un po' quello che era stata la sua nascita, mi ha immediatamente accalappiato ed è stata una svolta della mia vita, devo dire la verità, mi ha insegnato tantissime cose. Le offerte raccolte in occasione della cerimonia funebre sono state devolute alla Fondazione Città della Speranza.